Buonasera. Buonasera. Venga, che... Ha visto che bella gente? Sta pieno. Che attento c'è gente. Come sta? Come sto? Così. E come così? Avevano finito di asfaltare? È finito sabato l'asfaltare. Hanno fatto i parcheggi a pagamento, adesso... Anche i parcheggi? Ma i parcheggi ancora. E la gente che viene in bagno a chiedermi i grattini che... Come i grattini? Per parcheggiare. Ma perché non c'è l'ausiliario della sosta? È sempre al bar, non la trova mai nessuno. Non si trova mai. Venga qui, signor Tonio. È Ma così. suo figlio come sta, Roberto? Come sta? L'hanno picchiato. Come l'hanno picchiato? Chi l'ha picchiato? Picchiato, a letto coricato, perché si è messo il giubbotto dell'ausiliario della sosta, capito? E allora? E niente, sono arrivati due signori con la multa in mano e l'hanno picchiato. Vabbè, l'hanno scambiato per l'ausiliario della sosta? L'hanno scambiato per l'ausiliario della sosta. L'ha dato colpo di multa? No, a colpi molti l'hanno dato. L'hanno preso proprio... E adesso, aspetti un po'. Ah, Roberto! Te lo torni a mettere il giubbotto? No. Ha detto di no. Ha detto di no. Vabbè, certo. Comunque hanno messo molti cartelli. No, chi è? Cosa c'è? Non c'è, no, non sto rinocchiando. Hanno messo cartelli. Che cosa? No, l'unica cosa mi hanno messo l'autovelox in doccia. Come in doccia l'autovelox? Gli ho detto, Roberto, vai a farti la doccia veloce. Lui, non posso, c'è l'autovelo e quindi niente. Ma sarà mangiato un piatto di pasta? Lo mangio. Venga un attimo, si accomodi un attimo. Ah, Roberto, vieni un minuto un piatto di pasta. Vieni un attimo, dammi una sedia di quelle che sono lì, metti una persona in piedi, vieni qui. Venga, signor Tonio, si accomodi. Hai visto che c'è quanta bella gente, venga qui. Se vuole assaggiare un attimino, no, si siedati. Il bambino non lo chiama? No. Come si vuole... Cosa c'è? Come si è girato? Assaggi le arzelle, dai. Se non le vuole li lasci, dai, se non le vuole li lasci. Prendo un attimo. No, magari le arzelle non gli piacciono, li fanno male, non lo so. Metti che gli fa... Allora, no, prego, sì. Ragazzi, signor Tonino, chiudiamo con l'inno, chiudiamo, prego. Sono arrivati anche gli altri ospiti, lunedì prossimo alle 21, prego arbitro, ci siamo, prego.